Saluto a tutti e campa qui in bievidi a Duelina settimana, terza tappa in paese di Peirigio per il droit a Simo Agostini che ha stanze e camere in affitto in paese. RCFM e Campa Qui. L'origine non so mica qui, l'origine sono pianellacce. Qui dice radio che ci sono giunto esilato volontario. No, mi sono meritato qui e dopo abbiamo cominciato la spattazione in pianello. E dopo per comunità che erano più vicine ai zitelli che andavano a scuola e tutto, siamo regolati qui, noi siamo noi abbiamo fatto la spattazione agricola qui, abbiamo cominciato con la spattazione agricola. A qui abbiamo avuto appena tutto, abbiamo avuto le vacche, abbiamo avuto le pecore, abbiamo avuto i burci, i cavalli e dopo abbiamo finito che con i burci perché mio figlio non aveva più bursuto. Quando è arrivato la spattazione ha cresciuto a onda i burci e ha ingrandato l'attello di charcuteria e non ha più fatto che questo. Beh, queste camere sono state fatte a un momento ci è voluto a fare siamo stati davanti a un capatoio che non sappiamo mica troppo come risolverlo per poi lasciare la spattazione a nostro figlio che sappiamo che sei stato là, voleva fare questa e due famiglie erano una spattazione in montagna dove erano più difficili che a poi e abbiamo avuto lì a dove di fare stanze ospiti perché tanto era un aiuto, cioè era giusto per gli agricoltori questa cosa. A voglia appena per tutti, ma non era che per gli agricoltori. E abbiamo deciso di fare questo e ci ha permesso, caricando uovo, di lasciare la spattazione al nostro figliolo, per il solo. Beh, dice radio che la spattazione girava perché ha capacità di farla, lo sa per fare, ha acquisto sempre con noi e poi appena di saper fare di noi dello stesso che ha assestato, ha arrangiato a sua maniera di fare e si è accomodato meglio che non ci accomodiamo noi e dopo le stanze sono aperte da aprile a mezz'ora, poco presto. E viaggiano, beh, c'è stato qualche messa in. Non sappiamo mica troppo a principio come lei andava, ma abbiamo fatto questa scelta così perché è venuta dopo un'altra scelta, abbiamo fatto una scelta di campare in paese, di arrivare in paese, di campare in paese. E quando abbiamo deciso di fare stanze, mica gente dicevano ma si decema, da mettere tanti soldi per i risi, non c'è da un niente, così e colà. Ma noi questa scelta che abbiamo fatto è stata più forte e abbiamo continuato in più cudi abbiamo continuato in questa strada così e non regrettiamo manco appena. E domani andremo in paese di Gastiglione per il droit a Philippe Colonne, che è consigliere municipale ma di no anziano Gabro Intrabresa. Ritroveremo dunque domani in uso paese a ringraziarvi. RCFM e Campa Qui.